Ehi! Ciao, Ciao, amore. Fernando. No, sono qua sul divano, tra un po' me ne vado a dormire. Ah, mi ha chiamato adesso. Che ti ha detto? Che è a Roma, che è nei casini, che è giù di morale, poverino. Mi fa, ma allora non sei andata sulla luna, non sei sparita. Gli penso, no, guarda, sono stata un po' impegnata. Mi fa, ma con me che mi fa, allora hai vinto Miss Italia? No, non ho vinto. Non l'hai visto, l'ho mai visto? No, non penso mi abbia visto perché ho avuto molto da lavorare, mi diceva. Poi mi fa, me l'hai preso allora qualche numero di telefono? Ho detto, guarda, te ne ho presi un paio, ma non è che c'era questo granché di figa, gli ho detto. E lui mi fa, ma no, amore, mi ha detto. E poi gli faccio, ma quando ci possiamo vedere? Mi ha detto che lui domenica è a Milano perché adesso giovedì è a Bruxelles, venerdì è al Consiglio dei Ministri, penso a Roma, sabato è a Taormina. E quindi prima di domenica non lo posso vedere, però cosa faccio? Domenica vado e torno, non mi ha detto di fermarmi, quindi mi sa che... Vai, torni, ti ha detto come per l'autista di... No, non mi ha chiesto niente, tanto da qui a domenica lo risentirò, mi ha detto dai, quando adesso se sei tranquilla ci sentiamo, mi ha detto chiamami, quando ho detto sì ho provato a chiamarti prima, ma forse stavi cenando, mi fa sì ho visto che mi hai chiamato, boh. No, non le ho chiesto niente, comunque... volevo darti questa notizia. Quindi tanto fino a domenica sono qui, quindi magari possiamo risolvere un po' di cose prima che... sì, dipende anche tanto da lui comunque. Amore, ma per telefono non posso dirgli niente, cioè devo vederlo di persona. Sì, no, di persona. Solo che se lo vedo solo domenica cosa risolvere un giorno? Dovrei stare 2 o 3 giorni da lui. No, vabbè, innanzitutto gli dai i dati che l'altra volta non avevi. Subito, con la faccia così da tranquilla, e poi vedi, amore. Ma ci risolve tanti problemi a tutti. Lo so, amore. Solo che io, sai, non è che ho tanto la faccia, cioè nel senso sì, dovrei osare di più, me ne rendo conto, ma non ce la faccio perché caratterialmente non sono così e quindi... Ma pensa a noi, alla nostra famiglia. Ma no, lo so, ma certo, ma io spero di ottenere quello che ci fa comodo, però senza essere troppo... Vabbè, ma tanto penso che come lui ti chiama così tranquillo, anche tu da tranquilla, visto che quei cosi te l'hai detto, gli facciamo una busta con, gli dici guarda qua ci sono i miei dati che mi avevi chiesto, boh, senza insistere. Poi se te lo fa subito, dopo, tra una settimana non importa, capito? E poi domani mattina ne parliamo, dai. Va bene, amore. 10:30 giù allora, Sì, vado a dormire adesso. Dai, ciao. Un bacio, ciao amore. Ciao.